chiederò subito agli inquirenti di ascoltarmi, ho fiducia negli inquirenti, perciò io non ho nulla, male non fare, paura non avere, io non ho fatto nulla di male, tutti i miei atti sono trasparenti e chiari, è giusto che la magistratura faccia il suo corso e io farò il mio difendendomi, avendo grande fiducia nella magistratura e dimostrerò che la mia totale estraneità alla corruzione. Ha ricevuto questa mattina l'avviso di chiusura indagini. Remo Sernagiotto si dice sereno e pronto a presentarsi davanti agli inquirenti per chiarire la sua estraneità ai reati che gli vengono contestati: truffa e corruzione nello scandalo dei fondi destinati ai disabili e finiti ad una birreria. La corruzione in particolare, secondo l'accusa, sarebbe confermata da alcuni assegni che Giancarlo Baldissin, allora proprietario del Disco Palace, ma anche presidente e poi consigliere di Cade Larobinia, avrebbe staccato a favore di una società immobiliare della quale Sernagiotto era socio e amministratore. Sarebbero stati degli assegni versati sulla società per la quale aveva delle quote e di cui era amministratore. E anche questo, nel momento in cui lui ha saputo e ha letto di questa contestazione, è rimasto molto sorpreso, perché sarebbe uno dei pochi casi in cui una ipotesi di corruzione venga effettuata materialmente con un pagamento riscontrabile all'interno di una società dove peraltro ci sono centinaia di soci. Ecco,